Sì, è un mandato prestigioso che mi ha dato il Consiglio regionale, è la seconda volta, di questo ne sono grato al Consiglio e felice di poter rappresentare il Consiglio regionale del Veneto. Io vado con l'intento di eleggere anche questa volta un capo dello Stato saggio che ha tenuto che terrà come Giorgio Napolitano la barra dritta e saprà guidare questo nostro Paese. Diciamo, è l'aspirazione di tutti poter rappresentare la propria regione, sicché da parte di tutti viene manifestata la volontà di essere nominati con questo incarico. Ovvio che alla fine poi si riesce sempre a tirare le fila. Avremo la possibilità di confrontarci anche con gli altri rappresentanti regionali. L'altra volta le regioni hanno inciso notevolmente perché sono state le prime ad andare a chiedere aiuto a Napolitano. Io credo che anche questa volta come rappresentanti istituzionali delle regioni ci faremo sicuramente valere. È una grande soddisfazione perché credo sia un'occasione veramente importante per un consigliere di rappresentare il proprio territorio in un contesto sicuramente di primo livello. Io spero di essere all'altezza e soprattutto di rappresentare anche la spinta all'innovazione e al cambiamento che il centrosinistra mi ha offerto in questo momento. È evidente che in questo momento è Renzi che ha il compito di individuare la soglia dei nomi che verranno presentati. Naturalmente ci sarà anche un confronto ampio perché credo che il Presidente della Repubblica deve essere un Presidente che sa rappresentare la larga parte degli italiani e quindi credo che si troverà un punto di mediazione la più larga possibile, ma soprattutto un Presidente che sappia essere in equilibrio e in rapporto reale con la società italiana che vive una fase molto delicata. Ma io a questo punto penso che sarà il dibattito, le dinamiche di confronto tra le forze politiche. Certamente c'è un dibattito che parte da lì, ma che deve estendersi, credo, a tutte le forze politiche che sono presenti in Parlamento.